ora in onda Potere al Popolo. Allora, il sito del Corriere non ha nessun ultimo ora su questo fronte, sto sbirciando, è il più cauto su questo fronte, ha come apertura ancora il decreto sicurezza, rinvio tecnico di 24 ore per metterne a punto le norme, il Consiglio dei Ministri quindi slitta di un giorno, non ci sarà quindi l'indomani, ma il sito di Repubblica, ad esempio, fino a pochi minuti fa, titolava "Il generale Vannacci lascia la Lega". Ora ha cambiato titolazione, il generale Vannacci verso l'uscita dalla Lega, mentre il quotidiano Il Giornale ha proprio la striscia rossa. Il generale Vannacci lascia la Lega, sito ilgiornale.it. Chiaramente non possiamo che prenderne atto e tenervi informati su questo fronte. 9 minuti dopo le 11 del mattino, ancora il buongiorno, Sammy Varini in diretta con voi, tra pochissimo il Qui Parlamento, i vostri WhatsApp, importanti direi a questo punto, al 340 67 09 659, se fosse vero che Vannacci decide di lasciare la Lega. Qual è il vostro pensiero? 340 67 09 659. Tra poco anche la musica indipendente. Ascolteremo Roxy B con la sua ultima produzione e poi un attore nei nostri studi. Avremo alle 11.30 Emanuele Carlo Ostuni. Subito però il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Signor Ministro, in questi giorni la Sicilia orientale, insieme alla Calabria e alla Sardegna, è stata duramente colpita dal ciclone Harry, che ha provocato danni profondi e grande sofferenza. Penso con particolare dolore anche al disastro di Niscemi e a tutta la fascia ionica, che ho visitato personalmente e da cui sono tornato profondamente colpito, sia per la sofferenza delle persone, ma anche per la loro straordinaria e grande dignità. Da siciliano desidero esprimere vicinanza e sincero dispiacere a tutta la comunità colpita. E allo stesso tempo voglio ringraziare il Governo per aver tempestivamente dichiarato lo stato d'emergenza ed in particolare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che stamattina con la sua presenza in Sicilia ha dato un segnale concreto di attenzione e responsabilità. E aggiungo che proprio in queste ore il Vice Ministro Gava sta dimostrando e manifestando tutta la sua vicinanza e il conforto al popolo siciliano. Sono certo che il Governo continuerà a seguire con grande impegno questa emergenza e desidero elogiare, a differenza di qualcun altro, il Ministro Musumeci per la sensibilità, la competenza e la vicinanza dimostrata verso la sua amata terra. Concluda. Le chiedo quindi con quali interventi e con quali tempi il Governo intende intervenire per far fronte alla disastrosa emergenza creata dal ciclone Harry nel territorio della regione della Sicilia, Calabria e Sardegna. Signor Ministro, la Sicilia oggi ha bisogno di ripartire, ha bisogno di farlo subito, senza esitazioni e senza ritardi. Risponde il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, prego. Sì, grazie Presidente. Nel rinviare agli elementi già forniti mi soffermerò sulle conseguenze che gli eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia hanno prodotto sulla rete ferroviaria e viaria e sulle azioni già concluse o in corso di svolgimento. In relazione agli interventi sul sistema viario del territorio siciliano di competenza di ANAS, si osserva che con riferimento alla provincia di Catania sono stati attivati presidi operativi H24 sull'intera rete di competenze. Vi è stato un impiego continuo di personale ANAS e delle imprese di pronto intervento. Il fabbisogno stimato per interventi di rimozione degli alberi e dei detriti, il ripristino del piano viabile, la gestione delle frane, della caduta di massi, il monitoraggio di ponti e opere idrauliche ammonta a circa 2,4-2,8 milioni di euro. Con riferimento invece alla provincia di Palermo, vi è stata l'attivazione del pronto intervento del personale di esercizio sull'intera rete. Il fabbisogno stimato per interventi di rimozione di fango e detriti, ripristino del piano viabile e delle pertinenze ammonta a circa 4 milioni di euro. L'importo stimato per gli interventi di manutenzione straordinaria è circa
è pari circa 10 milioni di euro. In relazione agli interventi sulla rete autostradale ANAS sono stati eseguiti lavori di ripristino di segnaletica stradale di vetta, pavimentazione, corpo stradale e funzionalità delle opere idrauliche per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Con riferimento alla rete stradale del territorio sardo di competenza di ANAS è stata calcolata la necessità di eseguire interventi di manutenzione programmata per circa 17 milioni e 900 mila euro, di cui 11 milioni di consolidamento della strada statale 195. Sono inoltre da tenere in considerazione ulteriori 850 mila euro per interventi di manutenzione ricorrente. Nella rete stradale ANAS in Calabria si è resa necessaria l'esecuzione di lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada statale 106 per un importo di investimento stimato ad oggi di circa 823 mila euro. Sono inoltre stati attivati i presidi H24 sull'intera rete di competenza con impiego continuo di personale delle imprese di pronto intervento. Sono stati anche disposti interventi per rimozione di alberi abbattuti, colate detritiche, ripristino del piano viabile, gestione frane, caduta massi, mareggiate, allagamenti e bufere di neve. Parimenti, in relazione alla rete RFI, si rileva che nel territorio siciliano si prevede una stima delle tempistiche di primo ripristino in 6 settimane, per poi proseguire con interventi per una durata ancora in fase di stima. Nel territorio calabrese sono stati già effettuati gli interventi di primo ripristino utili alla riattivazione delle tratte interessate, avvenuto il 24 gennaio. Nel territorio sardo gli interventi di messa in sicurezza tra Maccome Era e Campeda sono stati eseguiti nei giorni seguenti agli eventi meteorologici. Per i tratti ferroviari in esame l'entità dei danni è tale da richiedere, oltre alle opere di primo intervento, anche esecuzione di opere di completamento. Alla luce di tale quadro, il primo stanziamento di 100 milioni di euro disposto dal governo potrà essere impiegato anche per le opere di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, fermi rimanendo gli ulteriori stanziamenti che verranno disposti. Grazie. Replica il deputato Carra. Il ministro Ciriani ha elencato tutti gli interventi urgenti dopo Ministro, l'ondata di la maltempo nelle ringrazio regioni meridionali. Per la replica sempre risposta di Carrà. puntuale ed esaustiva e per il quadro che ha voluto offrire a quest'Aula. Le sue parole confermano l'attenzione costante e concreta che il governo sta riservando all'emergenza provocata dal ciclone Harry. Sento di poter dire che la presenza dello Stato è stata non solo avvertita, ma apprezzata dalle comunità locali e da tutte le istituzioni. Lo stanziamento immediato di 100 milioni di euro, vorrei evidenziare che sono i primi 100 milioni, e tutti gli importi che lei ha indicato rappresentano un segnale forte che va nella direzione giusta, che è quella della responsabilità e della concretezza. È importante, come lei ha riferito, che ora si proceda con rapidità negli interventi affinché le risorse arrivino davvero a famiglie, imprese, agricoltori e amministratori locali che stanno affrontando una fase difficile con grande dignità. Desidero ribadire il mio apprezzamento al governo, che è un punto di riferimento importante per chi oggi guarda alle istituzioni con grande speranza. Sono certo che il dialogo costante con la Regione e con i comuni, così come l'attenzione alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio, continueranno ad essere centro dell'azione di governo. Ministro, la Sicilia sente di non essere sola. Noi della Lega, e sono certo anche tutto il Parlamento, continueremo a fare la nostra parte con spirito costruttivo e di grande collaborazione affinché questa emergenza possa trasformarsi in un'occasione di ricostruzione, sicurezza e rilancio per tutti i nostri territori. Grazie, signor Ministro. Grazie a lei. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Chiudi le tue porte senza più guardare. Urlo il mio silenzio che non sa perdonare.
così, non passa mai, noi siamo così, pieni di guai, normale, tutto è normale. Siamo così, feriti a te, ora siamo così, dica è normale, tutto è normale. E poi non mi basta mai, non ti basta mai, tra noi, tra noi. Non ti curi, sai, non mi curo, sai, il cuore, amore. Resti tra i ricordi che mi fanno male. Sei la nostalgia che non so consolare. Siamo così e non passa mai, noi siamo così, pieni di guai, normale, tutto è normale. Siamo così, feriti a te, ora siamo così, dica è normale, tutto è normale. E poi non mi basta mai, non ti basta mai, tra noi, tra noi. Non ti curi, sai, non mi curo, sai, il cuore, amore. Non mi basta mai, non ti basta mai, tra noi, tra noi. Non ti curi, sai, non mi curo, sai, il cuore è amore. Questo fuoco spento dentro la tempesta, ogni mia ferita al tuo momento sta normale, tutto normale. Questi tuoi segreti, questi tuoi destini, senza più silenzio, solo tradimento normale, tutto normale. Non mi basta mai, non ti basta mai, tra noi, tra noi. Non ti curi, sai, non mi curo, sai, il cuore, amore. Non mi basta mai, non mi basta mai, tra noi, tra noi. Non ti curi, sai, non mi curo, sai, il cuore è amore. A me piace perché è appassionata anche ai rapporti umani, appassionata per il sociale e in generale è una donna passionale, posso dirlo? Abbiamo con noi Roxy B, buongiorno! Buongiorno Sammy, grazie, magnifica presentazione, questa attribuzione di passione mi dà una carica per iniziare questa nostra chiacchierata. Ti saluto tutta la redazione e naturalmente gli ascoltatori e grazie per concedermi ancora il tuo spazio. Vedi che piace la tua musica, piacciono i tuoi ritmi un po' retro che ricalcano un po' tante melodie belle che abbiamo ascoltato ai bei tempi della musica negli anni '80, ad esempio, che oggi, mamma mia, senti di quelle schifezze. Questa era tutto normale, si chiama così questo pezzo, e dove si racconta che troppo spesso ci sforziamo di pensare che sia tutto normale, magari anche quel rapporto affettivo che invece normale non è, e tutto questo per evitare di affrontare forse una realtà che ci fa paura, un punto interrogativo: cosa può accadere se lo lascio e poi rimango da sola? Potrebbe essere anche questo l'inghippo. Roxy B, lascio raccontare a te di questo pezzo tutto normale che trovate anche su YouTube, c'è anche un bel video. Roxy B. Sì, assolutamente, quello che hai detto hai centrato proprio il tema di questo brano. È un brano che descrive una relazione, possiamo definirla tossica o comunque disfunzionale, tra due persone che
ti fanno del male, ti feriscono senza volerlo. Parlo di una relazione che nasce più che altro dal bisogno di guarire le ferite reciproche, va avanti sopravvivendo attraverso la negazione del dolore che questa relazione provoca e finisce poi per crollare sotto il peso del tradimento. Ed è proprio questo che mette in luce ciò che veniva nascosto, minimizzato, negato e spazza via quella illusione di normalità che, come tu hai ben detto, molto spesso ci serve per difenderci dalla nostra paura di affrontare la realtà di ciò che la relazione è e di rimanere soli. Beh, è una canzone che parla veramente di un qualcosa di molto attuale a cui tu attingi, devo dire, in molti tuoi pezzi attingi all'attualità, attingi ai rapporti umani che non sono più come un tempo, forse sono ulteriormente peggiorati, si sono deteriorati. Come mai hai scelto questo da inserire nella tua musica? Hai voluto ispirarti anche a quella terribile, troppo spesso terribile attualità che stiamo vivendo? Hai deciso anche di ritornare alla musica, spinta da che cosa? Allora, prima di tutto, questi sono argomenti che mi stanno molto a cuore. E tutto quello di cui parlo nelle mie canzoni comunque ha un fondo nella mia esperienza e anche nell'esperienza delle persone, perché mi piace molto parlare delle difficoltà che le persone trovano nella loro vita, soprattutto di relazione, ma anche e soprattutto della possibilità di trovare dentro di loro le risorse per uscirne. Perché in tutte le mie canzoni io tratto di questi argomenti, non per mettere in luce solo ciò che non va, ma per dare anche una speranza che dentro di noi ci sono le risorse per uscire fuori, anche chiedendo aiuto esterno quando non siamo in grado di farlo da soli. Ma già questo movimento nella richiesta di aiuto è un grande atto di coraggio nel risolvere e nel trovare la pace, che è poi quella che dobbiamo salvaguardare, la nostra serenità, la nostra dignità di persone, il nostro amor proprio, che vengono prima di tutto. Capite insomma come è musica che serve anche per corroborare la nostra vita quotidiana, per darci forza, speranza, per dire qualunque cosa accada si ringrana la marcia, si riparte insieme, facendoci aiutare anche da chi ci è vicino o frequentando qualcuno al contrario proprio di esterno per cercare di capire dove stiamo sbagliando, se mai stiamo sbagliando. La musica di Roxy B, Roxy scritto con la Y, B come Bologna, facilissima da trovare sugli store digitali da YouTube. Questo pezzo è tutto normale, ma ce ne sono altri da scoprire e altri che ne arriveranno, perché da quanto capisco hai molte cose da raccontare, è vero Roxy B? Sì, assolutamente, ci saranno altre novità e la macchina continua Ci piace. a rimanere in moto e a marciare, questo soprattutto perché mi sento sostenuta, perché sento che le persone iniziano a interessarsi a me e ho tanti feedback positivi, perché altrimenti quello che faccio non avrebbe senso. Se non c'è un ritorno, se in quello che faccio le persone non trovano qualcosa di significativo per loro. Sai, è proprio questo. Sono molto contenta di questo supporto che mi dà un senso a quello che faccio. A me piace trasmettere voi artisti indipendenti proprio per questo, perché parlate, avete il coraggio di parlare, di dire cose e di dire cose che provate, che proviamo tutti noi. Non dovete dire per forza
quelle cose che qualcuno vuole, altrimenti su quel palco non ci salite. Non ve ne frega niente, cioè se ci salite su quel palco va bene, altrimenti andate avanti a dirle ugualmente le cose. Questa è la cosa stupenda, bellissima. Poi per una radio come noi, che ci chiamiamo Radio Libertà, è il mio pane quotidiano. Roxy B, so che stai anche preparando qualcosa di molto importante sulla violenza domestica. Parlacene, dai, cosa ci puoi spoilerare? Diciamo che ho avuto la fortuna e il privilegio di partecipare, di far parte del cast di un corto che è un cortometraggio che abbiamo finito di registrare proprio nei giorni scorsi, che è tratto da un libro che si intitola No Giulia, l'amore non basta, della meravigliosa scrittrice Gabriella Marchese, che ho avuto modo di interagire con lei per questo progetto, e che parla proprio della violenza domestica e della violenza sulle donne. Quindi sono felice di aver potuto dare questo mio piccolo contributo alla realizzazione di un progetto che può davvero arrivare al cuore delle persone, sensibilizzarle su questo argomento che ne riempie sempre un po' l'attualità, anche nelle sue modalità più estreme purtroppo, e quindi non posso che essere veramente orgogliosa e felice anche di poterne parlare qui con te, anzi grazie Sammy che mi dai la possibilità di farlo. Non vedo l'ora che esca il corso, non vedo l'ora che anche insieme ai miei compagni di viaggio se ne possa parlare sempre di più, e anche per arrivare a quelle persone che hanno bisogno di sentirsi supportate, di sapere che non sono sole, e che è un argomento che purtroppo riguarda molte persone. Quindi dare forza anche a queste persone attraverso il messaggio che si può dare con la musica, anche con il cinema e anche con tutte le altre forme anche di intrattenimento, i programmi che tu fai, parlarne, perché è molto importante. E noi ci siamo, Roxy B, quando vuoi bussa al nostro altoparlante che noi ti facciamo entrare in radio. Grazie davvero, Roxy B. Grazie. Buon lavoro. A te, Sammy. Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E in
questo momento non so neanche io, sono due le notizie importanti in apertura sui siti, sono ad esempio sul giornale.it. Da una parte Vannacci verso l'addio alla Lega, e Durigon, vi ho letto l'articolo questa mattina, che ha dichiarato un patriota non fa regali al Partito Democratico. Se ne parlerà oggi al Consiglio federale convocato da Salvini nella sede milanese di Via Bellerio, proprio qua sopra di noi. E quell'altra è Fabrizio Corona, signori, bloccati gli account social di Fabrizio Corona. Come mai faremo? Come mai faremo anche senza il generale Vannacci? E qui naturalmente aspetto i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Tra poco abbiamo in onda con noi l'attore Emanuele Carlo Stuni, parleremo d'altro, ma prima però devo evadere giustamente un po' dei vostri WhatsApp. Questa non è opposizione, questa è pericolosissima negazione, ci scrive Mauro D'Alba, riguardo naturalmente quello che sta accadendo sul fronte centri sociali. Per i giovani stranieri che hanno protestato sabato, che venga dato il foglio di via, ma per sempre, che non possano più venire in Italia come turisti. Per i giovani italiani che non possono partecipare ai concorsi pubblici, ad esempio. Io di Draghi non mi fido, è colui che senza nessuna consultazione del popolo ci ha portato alla guerra contro la Russia, ha chiamato Putin bestia, nessuna diplomazia, ci scrive Antonia. Ma chi è questa? Qui c'è Fausto che si arrabbia con qualcuno, non ho capito con chi. E poi c'è un audio, Simone, tira sul cursore, sentiamo che cosa dice. Pubblici, ad esempio. Sono io di Draghi non sono io. Lo so, perché sento me stesso, a me piace ascoltarmi, sono abbastanza vanitoso. Sentiamo l'audio. Ciao Sammy, ma la parlamentare che ho appena sentito, ma chi cavolo è? Una papessa? Sta dicendo una montagna di minchia e questa la paghiamo 15.000 euro al mese? La prevenzione, gli stili di vita dei giovani, ma dove cazzo vive? Su Marte. 15.000 euro al mese per dire una montagna di banalità, assurdità. Sembra la... Grazie caro, abbiamo capito e colpito. L'ultima idiozia stradale, solo se non sono in grado di gestire l'auto sono punibile dopo l'assunzione di droghe senza mettere livelli, mentre se bevo una birra o un bicchiere di vino in più sono punibile duramente anche se con certi livelli posso guidare sicuramente l'auto. Nulla da dire, come no Maurizio, nulla da dire. Potremmo andare avanti fino a domani, lo sappiamo che noi facciamo le leggi e qualcuno poi si inventa l'inganno. 85% attacchi rossi, per forza non li facciamo niente ai violenti terroristi. In più la magistratura rossa soffia sul fuoco, chiude 3 occhi ogni volta. Buongiorno, ho sentito il sindacalista Cremaschi che cosa ha detto su Askatasuna, che non hanno fatto niente di male, hanno solo espresso i loro pensieri di guerrieri, non c'è stato verso di fargli cambiare idea, ma è rimasto nelle sue malsane idee. Pensate a che cosa è la sinistra. Buongiorno, ma se Vannacci ha una sua corrente, che problema c'è? Scriveva Luca alle 9:30 di questa mattina, e pare che sia di più di una corrente, nel senso che se ne va, ci molla. Il Presidente della Camera ha proibito il convegno alla Camera sulla remigrazione, su pressione dei deputati di sinistra. Poi se la gente perde fiducia nella Lega, non meravigliamoci. Caro Lucio, lo so, ma il Presidente della Camera deve essere anche super partes. Ho visto la foto del Presidente in visita ai feriti di Cras Montana, nulla da dire sul bel gesto, ma credo sia la prima volta che vedo una foto del Presidente con la mascherina, non ricordo di averne mai viste durante la pandemia. Beppe da Como. Ci fermiamo, è in arrivo Emanuele Carlo Ostuni, restate lì. Sono di nuovo per strada, che brilla come una spada, e guido tutta la notte, mi sento già addosso l'odore di casa, e le lenzuola sottili, il tuo profumo piscini, che ti segnali portano da te, le mani che si cercano, le labbra che si mordono, le luci che si abbassano, poi che vai, stavolta non mi perderò, neanche un centimetro di te. Sono pronto a salvare, la luna sta a guardare. Amore rispondimi, tra mille disordini, e guidami verso il sole, dove si sente il mare. Amore nascondimi, da motivi stupidi,
voglia di ritornare dove t'ho lasciata andare, è tutto fragile, è tutto fragile, perché t'ho persa per strada come le chiavi di casa e ti credevo vicina, ma tanto vicina a dividere l'aria, e viaggiavamo da soli con i nostri mostri lì fuori, e le strade parlano di noi, le mani che si cercano, le labbra che si mordono, le luci che si abbassano, poi goodbye. Stavolta non mi perderò neanche un centimetro di te, sono pronto a salvare, la luna sta a ballare, amore rispondimi, tra mille disordini, e guidami verso il sole, dove si sente il mare, amore nascondimi, da motivi stupidi, ho voglia di ritornare, dove t'ho lasciata andare, tutto fragile, senza te non sento il mondo, senza te sai mi confondo, senza te io tocco il fondo, senza te io mi nascondo, senza te non sento il mondo, senza te sai mi confondo, senza te io tocco il fondo. Amore rispondimi, tra mille disordini, e guidami verso il sole, dove si sente il mare, amore nascondimi, da motivi stupidi, ho voglia di ritornare, dove t'ho lasciata andare, amore rispondimi, tra mille disordini, e guidami verso il sole, dove si sente il mare, amore nascondimi, da motivi stupidi, ho voglia di ritornare, dove t'ho lasciata andare, è tutto fragile. Senti come pompa, è tutto fragile. Luca Di Risio da Vasto, Calma e sangue freddo, indimenticato pezzo, Sanremo, un ricordo dolce e amaro, l'Isola dei famosi, passato a pescare sullo scoglio, e qui la voglia di ripartire libero. Luca Di Risio con È tutto fragile ci riporta in onda con la voce di Sammy Varin su Radio Libertà, e con questa funesta notizia che però tutti ci aspettavamo: il generale Vannacci lascia la Lega. Oggi l'annuncio dopo il messaggio a Salvini: ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra, avrebbe scritto Vannacci a Salvini. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, nel giorno del Consiglio federale qui in Bellelio arriverà la conferma dell'addio. Noi invece parliamo d'altro, e per fortuna, e che cavolo, stacchiamo per un attimo, perché ho qui un vecchio amico di Radio Libertà, Radio RPL, Radio Padania Libera, ci ha frequentato per parecchi anni, e quando c'ha tempo, perché è perennemente in giro. Lui è attore, collega giornalista, scrittore, definito maestro della comunicazione, Emanuele Carlo Stuni. Ciao! Ciao caro, ciao Sammy, finalmente ritorno qua dai microfoni tuoi, della tua trasmissione, il grande Sammy Varin. Ogni tanto ci si vede, eccomi qua, tutto pronto per te, chiedimi quello che vuoi. Beh, ho insistito perché adesso poi le sbirciate in radiovisione, esatto, che ci guarda sui social, le tue ultime apparizioni, ma soprattutto perché sei ormai un must per appelli a favore di una maggiore presenza di cultura, soprattutto nei palinsesti televisivi. Sei andato giù pesante negli anni passati, ma la cosa recente da cui vorrei partire è che hai conquistato il Festival Internazionale di Salerno con l'interpretazione che hai fatto nel film Un delitto ideale. E qua io mi fermo, perché ce ne devi parlare, oltre che chiaramente che ci guarda in radiovisione da una sbirciatina. Ecco, sì, beh, allora Un delitto ideale è un film a cui io ho creduto molto, non solo io. È un film prodotto dalla Anno 404 Cinematografica, che è la casa di produzione con cui io collaboro già da diverso tempo, e per la regia di Nicolò Tonani, questo giovane regista, il suo primo lungometraggio, e direi un lungometraggio piuttosto corposo. Gli interpreti sono Valentina Di Simone, Giuseppe Amelio, io, Suna Glitli, Francesco Ranges, eccetera eccetera, ed è un film che abbiamo conquistato, insomma abbiamo vinto il Festival Internazionale di Salerno,
a novembre, e quindi adesso aspettiamo che esca poi nelle sale. E praticamente è un film che è una via di mezzo fra la verità storica e il romanzo dell'omicidio di Umberto I di Savoia. Quindi voi che ci seguite da Monza, signori, è roba che vi riguarda, quello che è successo la notte prima dell'omicidio di Re Umberto la notte I. prima, sì, perché nella notte prima, adesso senza svelare tutto, diciamo questo, che la notte prima dell'omicidio di Umberto I di Savoia, Gaetano Bresci, che è l'anarchico che uccise poi Umberto I di Savoia, era partito dagli Stati Uniti proprio per uccidere il re, sull'onda dei cannoni di Bava Beccaris, cioè di quello che era successo a Milano nel 1898, quando praticamente ci fu una rivolta a Milano contro l'aumento del pane, e il generale Bava Beccaris intervenì sparando sulla folla. Ci furono circa 80 morti, alcune centinaia di feriti, e Gaetano Bresci, chiaramente la notizia fece il giro del mondo, e Gaetano Bresci, che era un anarchico, partì dagli Stati Uniti con l'intento di uccidere Umberto I di Savoia. Però la notte prima conosce ha modo insomma di conoscere una prostituta che cerca di farlo praticamente di farlo cambiare idea, no? Quindi anche un dramma psicologico, ma non ci riuscirà ovviamente perché la storia andò diversamente, e quindi insomma è un film che si dipana fra la tematica psicologica, politica, storica, insomma. Diciamo, abbiamo vinto questo festival e siamo qua, ecco, ce lo siamo portati a casa. Diciamo. Senti, e tu come hai colpito all'interno di questo film e di questo festival? Che segno hai lasciato? Ma allora, guarda, io ho accettato il ruolo del questore Davide Cazzaniga, che è appunto il questore che condurrà le indagini e arresterà poi Gaetano Bresci, no? L'interrogatorio di Gaetano Bresci, perché in realtà poi è l'ispettore interpretato da Francesco Ranges che lo arresterà, ma ci sarà poi questo interrogatorio molto veemente, molto forte tra il questore appunto Davide Cazzaniga e Gaetano Bresci, dove verranno fuori proprio le tematiche, il dualismo fra l'anarchia, il potere politico e tutta una serie di tematiche. E ho accettato questo ruolo perché io, come ho avuto modo di dire già altre volte, ho amato molto il cinema di Mauro Bolognini, che ha raccontato spesse volte l'Italia della fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, no? L'omicidio di Umberto I di Savoia è avvenuto il 29 luglio del 1900, e in film come Metello, come Fatti di gente per bene sul caso Murri, questo omicidio che avvenne nel 1902 a Bologna. Intanto vedi, scorrono le immagini, qui ero a Hollywood sulla Sunset Boulevard, no? Dove ci sono le stelle di Hollywood, e quindi ho accettato appunto questo ruolo, appunto anche l'eredità Ferramonti, tanto per citare alcuni titoli di Mauro Bolognini. Qui siamo sempre a Salerno, dopo la proiezione con Valentina Di Simone e Giuseppe Amiglio, che sono gli altri due protagonisti del film. E questa vabbè, la stella di Hollywood me la sono portata, non si può mancare, non si può mancare. Uno che fa l'attore, poi insomma, l'esperienza hollywoodiana. E invece lui è Furio Suvilla, che è praticamente un personaggio molto importante di Vigevano, lo conosciamo. Sì, con la nostra coppia di Vigevano Times, che è questo nuovo magazine che abbiamo fondato. Te lo faccio vedere anche qua dalla telecamera. Che si occupa di cultura, territorio, eccetera, eccetera, che vuole essere una nuova voce di Vigevano, che è la città dove io mi sono trasferito dal 2023. Quindi dal 2023 sono più di 2 anni e mezzo, oramai sono vigevanese, quantomeno a livello amministrativo. Milano comunque torno sempre, come vedi sono qua, e quindi insomma Furio Suvilla è insomma molto impegnato nella politica, e insieme insieme anche ad altri abbiamo creato la petizione che è tuttora in essere, e ci potete trovare a Piazza Ducale tutte le domeniche e anche in altre zone, per richiedere l'intervento dell'esercito, perché purtroppo anche a Vigevano
c'è il problema della sicurezza. Nonostante sia una città molto bella, c'è una delle più belle piazze d'Europa che è Piazza Ducale, ma insomma anche lì il problema della sicurezza è molto sentito, quindi abbiamo creato questa petizione, la stiamo portata avanti e insomma vediamo un po' dove arriveremo. In conclusione invece su Un delitto ideale ti dicevo appunto io amo molto il cinema di Mauro Bolognini e quindi ho accettato con grande gioia insomma questo ruolo. E dici niente, soprattutto un'occasione bellissima anche per fare storia, per insegnare storia, anche se un po' romanzata ai nostri figli, ai nostri nipoti che magari quell'episodio lo studiano per mezz'oretta e non di più, ma vedere poi il film che riguarda poi la bellissima città di Monza diventa un approfondimento veramente importante a cui non aveva mai pensato nessuno, diciamolo. Ecco. Sì, anche se devo dire che nel mio caso le scene del ruolo del questore Davide Cazzaniga e dell'interrogatorio sono state girate perché abbiamo girato diverse località, perché chiaramente quando si prepara un film, poi soprattutto se è un film storico o comunque che richiama a epoche passate, bisogna chiaramente poi decidere, vedere le location eccetera eccetera, e noi siamo stati in quel caso a Pizzichettone in provincia di Cremona, dove devi sapere, Sammy, che ci sono ancora le carceri austriache della seconda metà del Settecento che sono rimaste così, ed è il museo proprio delle carceri, pochi sanno che lì c'è il museo delle carceri proprio austriache, e allora abbiamo girato chiaramente anche là perché l'interrogatorio, una rievocazione originale, esattamente. Bello. Senti, ma torniamo un attimo a Vigevano, perché abbiamo anche parecchi ascoltatori della zona. Sì. Il problema sicurezza e lo stiamo affrontando. Io faccio rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, ti puoi immaginare con i giornali cosa non succede, e sta diventando sempre più potente questa cosa. È una situazione presa sotto gamba nelle grandi città, quasi tutte amministrate dal PD, lo dobbiamo dire, ma anche problematica nelle città più piccole. Vedi Vigevano, ma io ad esempio abito vicino a Gallarate in provincia di Varese, amministrazione Lega, e con grossi problemi per questi ragazzi di seconda generazione, figli di immigrati, che sono spavaldi, fanno un po' quello che vogliono, sembra che non ci siano regole per loro. Tu mi hai fatto l'esempio di Vigevano, dove si sta raccogliendo firme per avere l'esercito, quindi signore, un qualcosa che questo governo ha rilanciato proprio nelle ultime ore, l'esercito in città. Perché è importante avere l'esercito? Anche perché io giustamente parlo con i miei ascoltatori che mi scrivete come non mai, WhatsApp eccetera, e gli ascoltatori mi hanno detto sì, l'esercito, ma forse bisognerebbe cambiare qualcosa, ad esempio le regole d'ingaggio, perché l'esercito sta lì, fanno le belle statuine e sono belli davvero, sono importanti, danno importanza, ma nello stesso tempo danno anche sicurezza. Ma se succede qualche cosa, le regole d'ingaggio non prevedono che facciano un bel nulla se non alzare il telefono e avvisare la polizia. Quindi esercito sì. Perché secondo te anche questo potere dell'esercito senza fare nulla comunque è un avvertimento, come per dire attenzione, noi siamo qua? Allora guarda, per quello che ho cominciato a conoscere Vigevano, chiaramente vivendola adesso direttamente, ti posso dire questo. Allora, durante il giorno Vigevano è abbastanza tranquilla, devo dire che le volte in cui io la vivo di giorno e quindi non mi sposto, diciamo non ho registrato particolari problemi. Il problema, anche perché essendo su una linea di pendolari che è quella di Mortara-Milano e viceversa, alla mattina praticamente vanno tutti a Milano o per ragioni di lavoro, insomma, eccetera eccetera, quindi durante il giorno è abbastanza tranquilla. Il problema è da una certa ora in poi, cioè quando ritornano, quindi diciamo alla sera, soprattutto
diciamo dopo le 22, mettiamola così, allora lì effettivamente ci sono stati episodi molto, molto gravi, molto seri, cioè insomma se le danno anche, parliamoci chiaro. Quindi anche in Piazza Ducale, che insomma ha questa chiaramente nomea storica, eccetera, eccetera, quindi dovrebbe essere anche ancora più tutelata, succedono anche lì fatti chiaramente di violenza, come in altre zone di Vigevano. Quindi a un certo punto con Furio su Villa abbiamo deciso di creare questa petizione per richiedere l'intervento dell'esercito in città. Perché? Perché riteniamo che l'esercito, chiaramente unito anche alle altre forze dell'ordine, sia di deterrenza, insomma ci auguriamo possa essere di deterrenza, ma come peraltro anche a Milano, insomma, l'esercito ormai è presente da anni. Sì, insomma. quando lo permettono, perché hanno fatto anche lì scenate dicendo come si fa a mettere sui Navigli una camionetta dell'esercito, sta male. Si è dovuto insistere in questo senso e forse siamo riusciti a farglielo capire. Dopo un po' di anni il sindaco ha capito che non era solo una percezione quella dell'insicurezza, c'era qualcosa di più. Perché proprio questo è il punto, cioè quando anch'io mi sono reso conto che a Vigevano c'è questo problema di sicurezza, a un certo punto io stesso ho detto no, qua bisogna proporre qualcosa di alternativo, come quella appunto di richiedere l'intervento dell'esercito, che ripeto, secondo me messo nei punti fondamentali della città può essere di deterrenza. Poi con questo non significa che gli episodi di violenza, Sammy, lo vediamo anche a Milano, cioè ci sono, non è che non ci sono, non è che arriva l'esercito e improvvisamente tutto sparisce, però sicuramente è una deterrenza. Almeno per questi ragazzi che sono a volte ragazzini di 14, 15, 16 anni e che pensano di rimanere impuniti. È chiaro che poi, secondo me, l'esercito deve avere anche gli stessi poteri in determinate situazioni di intervento che hanno le forze dell'ordine. Sì. Come non solo, ti dirò di più, è che secondo me in una città come Vigevano, che è una città sin dal Medioevo di 62.000 abitanti circa, con un 10% di extracomunitari, è una città dove comunque bisognerebbe anche utilizzare il servizio di vigilanza privata, perché esistono anche le aziende di sicurezza privata, sono tante, e se fossero utilizzate in un certo modo potrebbero anche queste essere da deterrente. Qui poi mi permetto di aprire una parentesi, poi mi taccio in questo senso. Io sono convinto, ad esempio, che quello che è successo in provincia di Cuneo a quel gioielliere, probabilmente se lui si fosse attrezzato con un'azienda di vigilanza privata, forse non sarebbe arrivato a quel punto. Quindi insomma bisogna anche, a proposito di cultura, no? Anche la cultura della sicurezza passa anche dalla conoscenza sulle varie forme di prevenzione, no? La cosiddetta safety and security. Quindi insomma un po' me ne intendo e quindi mi permetto di aprire questa parentesi. È interessante, signori, e staremo a vedere, anche sono giorni concitati perché il governo deve decidere su questo pacchetto sicurezza e bisogna mettere insieme tante idee. Senti, sul fronte centri sociali, quello che è successo l'altro giorno a Torino, come la vedi tu? Allora, permettimi di fare anche qualche saluto, perché sennò poi mi linciano. Assolutamente, allora, sì. Vorrei ai centri sociali, naturalmente, immagino che allora, anche quelli che lavorano bene, ben volentieri, assolutamente. Dopo affrontiamo anche il discorso dei centri sociali, però a proposito di sicurezza, di aziende che operano nella sicurezza, vorrei salutare due carissimi miei amici, che sono Daniel Boffolino e Simone Evoli. Non diciamo il nome dell'azienda perché non vorrei fare pubblicità. No, puoi farla tranquillamente. Allora la Fenice Security, ecco, quindi li ho salutati. No. E poi salutiamo insomma un po' di giornalisti, un po' di testate giornalistiche. Salutiamo l'Eco di Milano e provincia. Lo stiamo inquadrando in questo momento in radiovisione. Ecco, sì. Eccolo qua. Ecco, l'Eco di Milano e provincia, nella persona del suo direttore, che è Roberto Fronzuti. Salutiamo Daniela Piesco
amico dell'Eco del Sannio, salutiamo Alessandro Nardelli di In Puglia 24 e poi salutiamo giustamente anche l'informatore di Vigevano, perché mi hanno dedicato un articolo quando poi è uscito per il film Un delitto ideale, quindi mi sembra corretto e doveroso salutare anche loro nella persona del direttore Mario Pacali. Rispondo alla tua domanda, no? Allora, guarda, io non ho mai frequentato i centri sociali perché insomma la mia è un'estrazione diversa. Ritengo che però quello che è successo a Torino sia un fatto gravissimo e certamente non c'è bisogno che lo dica io, ma io ho provato una grande tenerezza, e utilizzo proprio questo termine, tenerezza, per quel poliziotto che è stato selvaggiamente picchiato, perché al di là di tutto non entro nel merito, diciamo, delle problematiche che possono essere quelle dei centri sociali, perché ripeto non li conosco personalmente, quindi non posso dare nessuna valutazione, però conosco piuttosto bene le forze dell'ordine, il tema della sicurezza, eccetera eccetera, e abbiamo visto insomma un'immagine che veramente mi ha suscitato una grande tristezza, perché ha rischiato veramente di morire quell'agente di polizia. Quindi insomma bisogna intervenire in modo duro e definitivo, perché questa è gente che è scesa in piazza con l'intento, secondo me, anche di uccidere. Arrivo al punto di dire questo. E la domandona che io mi sto continuando a fare è se quel poliziotto avesse preso in mano la pistola e si fosse difeso, che cosa sarebbe allora, successo? ecco, ma questa è una domanda che ci poniamo in tanti. Allora, tu sai benissimo, perché insomma adesso diciamo è anche una questione di buonsenso, no? Esiste una norma giuridica in Italia, ma non solo in Italia, che chiaramente è la proporzionalità della difesa, cioè la difesa deve essere paritetica all'offesa. Questa norma giuridica praticamente è stata creata, non c'è da adesso, c'è da sempre, diciamo, proprio per evitare che insomma si arrivi al Far West, no? Ora io non pretendo come negli Stati Uniti che ci sono più armi che cittadini, quello no, però il discorso della legittima difesa secondo me va rivisto perché ogni episodio è una dinamica a sé. Tu mi chiedi cosa sarebbe successo se quella gente avesse estratto la pistola, avesse sparato. Allora, secondo me quella gente poteva, e sarebbe stato anche suo diritto, estrarre la pistola, non sparare direttamente al corpo, al soggetto, alle persone che aveva davanti, no, però si utilizza, io ad esempio, a meno sparare in aria, esatto, no? Noi abbiamo fatto il militare, non so certo. se ecco, io l'ho fatto anch'io, quindi voglio dire, sparare in aria, quindi a scopo intimidatorio. Poi è chiaro, cioè tutto può succedere, però se avesse stato la pistola, secondo me non avrebbe sbagliato. L'errore era se chiaramente avesse sparato contro qualcuno, ma credo che sparando in aria forse qualcosa l'avrebbe già fatto. Rimane un bel punto interrogativo anche su questo, però, se si sarebbero fermati. Però il tema della legittima difesa secondo me va rivisto, perché ogni caso è un caso a sé. Assolutamente, ben sapete, amici ascoltatori, come la Lega abbia a cuore questa situazione, come si stia lavorando all'interno del centrodestra. È mezzogiorno, Emanuele Carlo Stuni, è volato il tempo, però dai, ci ridiamo un appuntamento ogni tanto su queste frequenze. Dai, io cavolo, sono ben felice di rivederti, perché volentieri, soprattutto adesso mi devi aggiornare quando effettivamente uscirà questo film Un delitto ideale. Ecco, allora rispondo alla tua domanda, perché è una domanda che mi fanno in tanti, e qui si entra nei meccanismi cinematografici. Allora, una società di produzione cinematografica ha diversi componenti, ha diverse figure professionali. C'è il cast artistico, c'è il cast tecnico e poi c'è un produttore esecutivo, che in questo caso è Guido Berardinelli, persona che io stimo molto, e quindi in questo momento se ne sta occupando lui.
di di contattare le distribuzioni e avere poi comunicarci poi insomma quando sarà e l'andamento definitivo del film. Però devo dirti che quello che è molto importante e che già insomma ci ha dato una grande carica è il fatto che ne hanno parlato tantissimo i giornali, che è fondamentale, perché è chiaro che insomma non basta soltanto diciamo produrre un film, ma poi insomma è importante che la stampa se ne occupi, eccetera eccetera. Siamo usciti su molti giornali e questo sicuramente è un viatico. In ultima istanza non ci dimentichiamo, come anche tu sai, che oggi come oggi al di là del cinema ci sono le piattaforme. Quindi no, diciamo che noi ci aspettiamo insomma questa ambivalenza, o usciamo da una parte o usciamo dall'altra. Assolutamente, assolutamente, basta esserci, basta fare in questo caso anche cultura sull'assassinio del re Umberto I di Savoia. Ci dobbiamo fermare, dicevo Emanuele, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie cercatelo sui social, Emanuele Carlo Ostuni, e poi cercatelo in giro. Sì, beh, poi voglio dire, sono dappertutto, Google, YouTube, dove volete voi, insomma, mi trovate. Attivissimo, buona informazione, buon cinema, buona radio e chissà mai ci si rivede presto su queste frequenze. E poi vorrei fare un'ultima precisazione per, diciamo, correttezza, perché tu chiaramente mi stimi e so che mi metti sempre nella categoria di giornalisti. Per l'esattezza, io sono un redattore. Così, insomma, giusto per dare una precisazione. Non offendiamo, perché sappiamo quanto ci siano anche simpatici hai i capito, giornalisti. Quindi voglio dire, però insomma, mi pubblicano dappertutto e questo è positivo. Vai tranquillo, buon lavoro. Grazie Sammy, grazie. A domani. Saluti. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.